Il 4 novembre, giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unità, celebra la promulgazione del Bollettino della Vittoria, con il quale venne annunciata nel 1918 la resa dell'impero austro-ungarico all'Italia. Il 4 novembre ricorda dunque la vittoria con cui si concluse l'Unità d'Italia, un cammino lungo, un percorso arduo ed altalenante, intrapreso per riunire l'intera penisola sotto un'unica bandiera. Una vittoria pagata con un enorme tributo di sangue che costò la vita a moltissimi soldati italiani. In città la commemorazione si è tenuta, come ogni anno, alla Villa Bonfiglio, con la presenza, tra gli altri, delle più alte cariche dello Stato presenti ad Agrigento. Queste ricorrenze servono a noi, alla nostra società, a far sì che il sacrificio di tanta gente nel corso della prima e della seconda guerra mondiale, il loro sacrificio non venga dimenticato. Altrimenti si rischia veramente che i sacrifici non solo di chi è morto, di chi è rimasto ferito, delle loro famiglie che hanno dovuto fare a meno di queste persone, questi sacrifici appunto si rischia di dimenticarli. La presenza di tanti ragazzi fa sì che questo messaggio possa arrivare anche a loro. E alla celebrazione hanno partecipato numerosi studenti di alcune scuole medie di Agrigento che hanno anche suonato e cantato l'inno di Mameli in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Assente la gente comune, i cittadini poco motivati ad intervenire alla festa. Durante la ricorrenza è stato letto il messaggio del Capo dello Stato Giorgio Napolitano e quello del Ministro della Difesa. Poi l'epilogo con il commovente gesto della deposizione di una corona di fiori dinanzi al monumento dei caduti. È una ricorrenza fondamentale per una comunità che riconosce alle Forze Armate il ruolo che hanno svolto, il ruolo che svolgono ogni giorno di garanzia, di ordine pubblico, di sicurezza, di crescita di questo Paese. Tanti uomini delle Forze Armate hanno dato il proprio versato, il proprio sangue per la patria, per lo Stato. Oggi abbiamo una grandissima bella testimonianza, un esempio vivente che è il comandante Portolano, che è un agrigentino che sta compiendo una missione importante per l'Italia all'estero, ed è un esempio di grande abnegazione, di amore nei confronti dello Stato e della patria.